Ricordiamo 3 anni fa circa, quando è crollato il Monte Croce, abbiamo iniziato un percorso, quello di lavorare tutti assieme per realizzare o per progettare insieme una galleria, un collegamento internazionale importante. La Camera di Commercio Pordenone Udine ha riunito istituzioni e categorie economiche. Il sistema Friuli è compatto. Le imprese, la logistica e il turismo chiedono a una sola voce una soluzione definitiva per superare l'emergenza e garantire il futuro della montagna e dei percorsi transfrontalieri Italia-Austria. L'unica via d'uscita individuata è il progetto della galleria da 4,1 km, un'infrastruttura non solo locale ma un corridoio vitale per connettere l'economia regionale al cuore dell'Europa centrale e aumentare la competitività del territorio. Il 24 febbraio di quest'anno la Regione, dopo vari progetti, varie idee, varie proposte, ha deciso ovviamente che l'unica alternativa valida è realizzare una galleria. Non possiamo pensare di devastare le montagne con viabilità alternative, lasciando cicatrici che rimarrebbero per sempre. L'unanimità è quella di sostenere una galleria e un progetto fondamentale che dia una viabilità di sicurezza e di garanzia per lo sviluppo della regione Friuli Venezia Giulia. Dallo studio di fattibilità alla richiesta formale al Ministero. L'obiettivo è inserire il traforo in quota tra gli interventi strategici nazionali. Un documento unitario sosterrà l'istanza della Regione per ottenere i finanziamenti necessari. Un collegamento ulteriore attraverso il passo di Montecroce, attraverso la galleria di Montecroce, non fa che far bene a tutta l'economia regionale, ma decidiamo una volta per tutte, basta con le polemiche, guardiamo un attimino in avanti e ricordiamoci che, ripeto, le infrastrutture non hanno mai danneggiato un territorio quando sono fatte con tutti i criteri chiaramente di rispetto ambientale, di rispetto di quelle che sono le tecnologie che oggigiorno sono messe a disposizione. La lettera della Regione al Ministro competente delle infrastrutture e viabilità Salvini, dove chiederemo e chiederanno poi gli operatori economici, la Regione l'ha già fatto, di inserire la galleria nelle priorità nazionali del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia ovviamente. Ciò significa che una piccola goccia di grandi investimenti in Italia devono venire in Friuli Venezia Giulia per realizzare questa importante arteria.